Amici dell'Edicola di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Pala Abramo di Catania, di Piazza Spedini, a fianco allo stadio, quest'oggi allo stadio Massimino. Quest'oggi abbiamo un po'... siamo negli EDP Studios noi, stavolta però non ho montato tutto quanto, ma c'ho lo sfondo lo stesso. Siamo quindi in collegamento con il Pala Abramo, pronti per trasmettervi questa recupero dell'11ª giornata di campionato Serie B maschile, dove ad affrontarsi saranno la Volley Catania e la Diper Pallavolo Jolly Cinquefrondi. Le due squadre sono ancora in fase di riscaldamento, sono alle battute, quindi tra pochissimo la partita avrà inizio, ecco perché siamo partiti un po' più tardi. Eccoci qua, siamo in diretta dal palazzetto, in attesa ovviamente di avere anche la formazione titolare del Catania. Stiamo aspettando, abbiamo i nomi ma non sappiamo chi andrà in campo, e soprattutto vedere chi giocherà nella Jolly Cinquefrondi di Mister Defina. Partita rinviata più volte. Sono in corso 3 partite. 3 partite nella settimana per la Jolly Cinquefrondi. Non ha mai giocato tutte queste partite consecutive. Una oggi, una venerdì se non mi sbaglio, e l'altra sabato. Il primo arbitro Vera Davola. Secondo arbitro Savà Susanna. Eccole, le vediamo le squadre ai saluti. Tutto pronto al Pala Abramo di Catania?
Jolly in campo con Michele Zerboni titolare, con Max Lopetrone che riceve adesso la gestione verso Dionisio Di Pasquale di Fabio Remo. Giocata che torna nel campo del Catania, tentativo di primo tempo fallito dal Catania ed è 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Primo errore per il Catania che non si trova con il primo tempo. No, mi sa che c'è stato un fallo perché adesso sta battendo il Catania, recupera la Jolly Cinquefrondi. Schiacciata vincente, no, è out. È stato Minnelli, numero 7, a mandare out questo pallone. Non c'è stato tocco. È un po' difficile vederla e seguirla da lontano la partita. Dionisio Di Pasquale con la sua spin è out il colpo. Quindi vantaggio Catania. Servizio su Matteo Bonati, Remo va da Dionisio Di Pasquale. Ottima la risposta del Catania, stavolta il tentativo del primo tempo vincente, numero 9 San Filippo. Servizio Catania rimbalza sulla rete. 3-2. Spero di non perdermi nemmeno con il punteggio perché non si vede il tabellino del palazzetto. Out il servizio di Lopetrone. Ancora in vantaggio Catania. Buono il servizio, non tanto buona la ricezione di Bonati. Buona però la sua schiacciata. Gioca il Catania. Out, completamente out questo colpo. Accorcia le distanze la Jolly Cinquefrondi. Ho mandato un po' il replay tardi, devo un attimo prendere la mano. (5-3), mi sa che mi sono perso un punteggio. È abbastanza complicato, dobbiamo trovarci un po'. Su Matteo Bonati, Remo l'alza proprio per Matteo Bonati che incrocia bene. 5-4. 5-4. Sì, ok, grazie Peppe di sottofondo, che ringrazio, che ci sta mandando il segnale, Peppe Giacobbe. Fabio Remo al servizio. Colpo out. Pareggio alla Jolly Cinquefrondi. Ace sporco di Fabio Remo. Non buona la ricezione qui di Petrolito. Passa in vantaggio la Jolly. Quindi ancora Fabio Remo, capitano, al servizio. Zona centrale. Il muro vincente di Dionisio Di Pasquale. È stato murato il numero 12, Petrolito. 5-7.
Ancora il servizio di Fabio Remo, facile la ricezione per la Volle Catania, pallone che non tocca il tetto, e poi bravo Dionisio Di Pasquale, 5-8. Quindi ancora Fabio Remo per la Jolly Cinquefrondi. Sta soffrendo un po' con le Catania. Pallone spinto, recupera Remo. L'alza Arena. Dionisio Di Pasquale tocca il muro, recupera il numero 3, Nuncibello. Alza di nuovo Arena per la Jolly Cinquefrondi. Il pallonetto vincente di Matteo Bonati, se non erro. 5-9. Un po' molle qui, Volle Catania. Era di facile lettura il colpo di Bonati. Intanto richiamato il numero 9 San Filippo sotto al seggiolone. Time out richiesto dalla formazione di casa. Aiana ancora indisponibile per la Jolly Cinquefrondi, quindi i due centrali sono Arena e Melara. Riparte il gioco con Fabio Remo ancora al servizio. La schiacciata del numero 12 Petrolito. Remo, il pallone all'indietro per Di Pasquale che fa il possibile. Recupera poi Catania. L'attacco centrale di Arena. Recupera ancora una volta Catania. Petrolito a schiacciare. Colpo out, non c'è tocco. Quindi punteggio sul 5-10. Ce l'ho fatta a mandare il replay questa volta. Quindi ancora Fabio Remo per la Jolly. Oh, sbuccia questo pallone il numero 3 Nuncibello. 5-11. Altro ace sporco di Fabio Remo. È un match importante per la Jolly Cinquefrondi, lo ricordiamo. Riceve il numero 15 Cianci. Un altro attacco out del Volley Catania. 12° punto della Jolly Cinquefrondi. Dicevo, un match importante, deve raccogliere 4 punti nei due scontri diretti contro Catania per evitare l'accesso ai play-out, la Jolly Cinquefrondi. Ancora pallone alla Jolly con Fabio Remo sempre al servizio. Così la ricezione, pallone sistemato, ottimo attacco centrale di San Filippo. Abbiamo visto anche il replay. Servizio su Matteo Bonati. Remo, l'alzata all'indietro proprio per Matteo Bonati. Colpisce il giocatore del Catania a fondo campo. Poi pallone che rimbalza sul tetto della palestra. 6-13. Servizio di Matteo Bonati. Ricezione del Catania. Un altro primo tempo, tiene benissimo Zerbonia. Dionisio Di Pasquale, ottima la sua diagonale. 14° punto per la Jolly Cinquefrondi.
Quindi ancora Matteo Bonati per la Jolly 5 Frondi. Sempre in quella zona del campo. La schiacciata che tocca il muro della Jolly. Zerbonia, Remo per la pipe di Bonati, che era in campo. Rivediamo il replay. Quindi 15° punto della Jolly 5 Frondi. Sì, era in campo. E altro time out chiamato dai padroni di casa. Mentre vi ricordo di seguire l'edicola di Pinuccio sui nostri social Facebook e Instagram. Potete scansionare il QR code che vedete qui in basso a sinistra. Rientrano in campo le due squadre. 6-15 il punteggio. Già 2 timeout chiesti dal Catania. Ancora Matteo Bonati al servizio, sempre in quella zona del campo. Schiaccia Cianci e ottiene il 7° punto. Salto spin completamente out. Quella del numero, non so se è l'11, sì, credo di sì, Scarpello. Sette 16. Pasquale Arena, sempre da fondo, sempre sul Nuncibello. Recupera Dionisio Di Pasquale. E poi la schiacciata di Massimiliano Lopetrone che rimbalza sul muro avversario e non sono riusciti a recuperare il pallone i giocatori del Volley Catania. Quindi 7-17. Pasquale Arena al servizio ancora. Il monster block Antonio Melara. 7-18. Vola via la Jolly 5 Frondi. Ancora Pasquale Arena. Attacco in pipe, recupera la Jolly 5 Frondi. In pipe anche la Jolly. Altra pipe, ma completamente out. 7-19 il punteggio. Ancora Pasquale Arena al servizio, sempre lì su Nuncibello. Out anche questa, non prende le misure il Volley Catania. 7-20. Sì. Il più largo vantaggio ottenuto dalla Jolly fino ad ora. Pasquale Arena, sempre lì su Nuncibello. Schiaccia il numero 15, Cianci. E segna l'8° punto per la sua squadra. Il servizio è su Matteo Bonati. L'alzata ottima di Remo per Melara. 8-21. Acquista sempre più fiducia in se stesso Fabio Remo in cabina di regia. Sempre Arena da fondo campo, sempre lì. Il pallonetto vincente, un po' scoperta la Jolly in questo caso.
9-21. Riceve Bonati. Poi Massimiliano Lopetrone per il 22-9 della Jolly. Servizio di Lopetrone. Buona la schiacciata di Minnelli. 10-22. Arriva la doppia cifra Volley Catania. Credo sia il numero 7 ad aver schiacciato. Vediamo se mi sentono da quella parte. Matteo Bonati al centro, Antonio Melara. Ottimo il primo tempo della Jolly 5 Frondi. Bella l'alzata di Fabio Remo. Terzo punto di Antonio Melara. Si ferma sulla rete poi il servizio di Antonio Melara. 11-23. Quindi servizio Catania su Matteo Bonati. Remo ancora una volta al centro. Stavolta però c'è Pasquale Arena a portare al set point la Jolly 5 Frondi. Cambieremo al servizio. Pallone recuperato dalla Jolly 5 Frondi dopo la schiacciata di Cianci. Stavolta gioca dall'altro lato il Catania, mettendo a segno il 12° punto, primo set point annullato. Ace del Catania. Altro set point annullato. 13-24. Il pallonetto recuperato dal Catania. Remo va da Di Pasquale, tenta una diagonale stretta ma finisce oltre il seggiolone dell'arbitro, quindi 14-24. Non chiude il set la Jolly 5 Frondi. Riceve Matteo Bonati. Remo da Dionisi Di Pasquale che recupera anche questo pallone. Bonati rimanda di là. Il primo tempo vincente. Buona la combinazione con Verona e il suo centrale. 15-24. Riceve la Jolly 5 Frondi. Remo va dall'altro lato da Dionisio Di Pasquale, tiene in gioco il Volley Catania, alza Verona, il pallone è in. 16° punto del Catania, in blackout la Jolly 5 Frondi che non riesce a chiudere il set.
Mentre chiama timeout Mr. Defina. Sono 5 i punti consecutivi del Catania. Squadre di nuovo in campo dopo questo timeout chiesto da Mr. Defino. Un servizio su Lopetrone, l'attacco centrale di Arena, rimanda di là Arena dopo il conflitto aereo. Verona, il pallonetto, ma non aveva recuperato Remo? Sembrava di sì, da qui. Comunque 17-24. Adesso sono 6 i punti consecutivi del Catania e la Jolly non riesce a chiudere il set. Lo chiude così il set la Jolly Cinquefrondi con un errore al servizio di San Filippo. Quindi 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Allora, intanto mi faccio vedere anche un po' per ricordarvi che noi siamo in collegamento, siamo in diretto dal Palabramo, però siamo in collegamento grazie al nostro Peppe Giacobbe che ci sta mandando il segnale. Quindi se magari ogni tanto non riusciamo a seguire bene il gioco è proprio per questo. 1-0 per la Jolly Cinquefrondi, fine primo set, 25-17, giusto? Sì. Ricordandovi anche che la Jolly giocherà venerdì il ritorno di questa partita, recupero quindi della 22esima giornata di campionato, e poi ci sarà un altro recupero sabato contro la Tonno Callipo, se non mi sbaglio, poi magari lo vediamo insieme. 4 punti di Bonati in questo set, 2 di Fabio Remo, 2 di Max Lopetrone. Se gridi un po' ti sentono direttamente. Uno di Pasquale Arena, 3 di Pasquale 3 di Dionisio Di Pasquale e 3 di Melara. e 3 di Melara. Bene, ho riferito, come vedete c'è lo scout qui dietro se vuole salutare. Ci ricolleghiamo dal Pala Abramo. E vi leggo Luca degli Esposti. Ciao Luca, un saluto, che saluta anche Francesco. Perché, giusto, mi ero dimenticato i commenti aperti, quindi comunque vi leggo. È da quando abbiamo fatto l'affrontata che li abbiamo lasciati aperti. Che ovviamente ricordo a tutti i cinquefrondesi e non, potete sempre rivedere sul nostro canale YouTube. Ovviamente salutiamo anche Renato a casa e Annalisa che erano impegnati questo pomeriggio, Renato con il lavoro. Però comunque la mano di Renato c'è sempre, che abbiamo impostato
il replay poco fa, proprio 5 minuti prima della diretta. Comunque, squadre di nuovo in campo al Palabramo di Catania, ex Pala Spedini. Partirà la Jolly al servizio con Pasquale Arena. Sempre da fondo campo il suo servizio. Verona la gestisce verso questo 4. C'è il primo punto del Volley Catania che sfrutta le mani del muro avversario e fa 1-0. Murato Lopetrone, però il pallone cade nel campo del Catania. Pareggia subito la Jolly 5 Frondi. Ed è pronto Dionisio Di Pasquale al servizio. Verona, l'attacco centrale, muro della Jolly 5 Frondi. Il pallonetto copre bene Dionisio Di Pasquale, rimanda di là Fabio Remo. Ottima lettura dell'alzatore della Jolly 5 Frondi. Si ferma sulla rete il servizio di Dionisio Di Pasquale, 2 pari. Adesso al servizio c'è Verona. Riceve Dionisio Di Pasquale. Remo va dietro proprio dal suo posto, che colpisce forte e colpisce anche le mani del muro avversario. Terzo punto per la Jolly 5 Frondi. Sì. Secondo arbitro a colloquio con il primo. Probabilmente vuole correggere la chiamata dell'arbitro. Sì, e infatti è così. Anche da qui mi è sembrato niente tocco, perché comunque ha colpito molto forte Dionisio Di Pasquale e non ho fatto il replay purtroppo. Verona al servizio riceve Dionisio, stavolta la pipe della Jolly, si muove la rete lì, non viene chiamato nulla, out però il colpo del Catania. Sì, si è visto, 3 pari. Ogni volta dimentico di lanciare il replay. Max Lopetrone al servizio. Oh, errore in ricezione. Ci mettono una pezza i giocatori del Catania. C'è il fallo di Melara sulla rete. Era andato a coprire il ragazzo della Jolly. Quindi passano in vantaggio i padroni di casa. Servizio Catania riceve Bonati, Remo verso Matteo Bonati, non c'è il tocco, quindi break del Catania. Servizio Catania. Il pallonetto di Bonati recupera la Jolly, ancora Bonati insiste, fa bene. 5-4. Ha toccato il muro del Catania. Una pallone che finisce in diagonale. Non c'era la copertura. E Jolly che si riporta a -1. Jolly adesso al servizio con Melara. Riceve il libero Nuncipello. Out il tentativo di primo tempo. E quindi pareggia la Jolly.
entrato Antonio Melara per la Jolly 5 Frondi. Qui non si trovano i giocatori del Catania, quindi passa in vantaggio la Jolly 5 Frondi 5-6. Ancora Melara al servizio, riceve Nunci Bello, Verona verso posto 4, colpo out. Melara riceve Nunci Bello, attacco centrale vincente di San Filippo. Sesto punto per i padroni di casa. Dionisio Di Pasquale per la Jolly, Remo va da Matteo Bonati, lungo linea, era forte, anche recuperato dai giocatori del Catania, ma qualcuno tocca la rete. Quindi break per la Jolly 5 Frondi, che adesso è al servizio con il capitano Fabio Remo. Pallone flottante molto schiacciato. Verona da dietro, out anche questa. A quanto pare ha chiamato fallo l'arbitro. Sette, 8 quindi. Servizio spin, out, completamente out. Di nuovo avanti dei due, la Jolly. Matteo Bonati, Verona costretto a sistemare questo pallone, il muro delle Jolly, e qui un'incompressione tra i giocatori, perché giustamente Verona era andato sul recupero del pallone e nessuno è andato sul secondo tocco. 7-10. Matteo Bonati ancora. Ottimo il primo tempo speziale. Servizio Catania, riceve Bonati. Lopetrone recupera Bonati, Remo va ancora da Max Lopetrone, tutto il braccio recupera il Catania, è out però, sì, il colpo era di Minnelli forse, se non ho visto male. Comunque continuano ad insistere con questi colpi i giocatori del Catania, ma la maggior parte sono out. Pasquale Arena, Verona ancora lì, stavolta c'è il tocco e quindi si interrompe la serie della Jolly 5 Frondi. 9-11. Riceve la Jolly con Bonati, Dionisio Di Pasquale, forte il colpo, tiene bene il Catania, costretto al colpetto al giocatore del Catania, Dionisio Di Pasquale ancora, tutto braccio. 9-12.
Dionisio Di Pasquale non tenta la spin questa volta. La pipe, il muro in discesa, ottimo di Lopetrone. Poi Remo va in pipe per Matteo Bonati che colpisce forte, bene questo pallone. 9-13. Pallone raccolto da Dionisio Di Pasquale. Ancora una volta senza spin. Alza il numero 2 Basilico. Pallone che rimbalza sul muro della Jolly. Quindi 10-13. Servizio buono su Lopetrone. Il primo tempo della Jolly Cinquefrondi con Antonio Melara. Merita il replay. Eccola qua, l'abbiamo vista la combinazione Remo e Melara. Bravo il ragazzo classe 2003 della Jolly Cinquefrondi a chiudere bene questa azione. Servizio Jolly con Lopetrone. Basilico alza all'indietro. Tiene in gioco Lopetrone. E Bonati recupera, ma tocca. No, pallone accompagnato. Secondo l'arbitro. 15° punto della Jolly. Ancora Lopetrone al servizio. Basilico guarda sempre lì. Ottimo il muro della Jolly. Zerbonia in bugger per Dionisio. Non è un buon pallone per lui, quindi raccoglie Nunci bello. Pallone che si ferma sulla rete. 16° punto dei calabresi in questo set. Altro blackout del Catania. E infatti corre ai ripari con un time out. Il money out ottenuto da Bonati. 17 per la Jolly, 10 per Catania. Il fallo dell'alzatore Basilico. 18° punto della Jolly. Basilico va ancora dietro e tocca il tetto questo pallone. Dionisio Di Pasquale riceve Remo, va da Bonati, ottiene un altro money out. 11 a 19.
Già 5 punti per Matteo Bonati, almeno quelli contati nel secondo set. C'è stato un cambio nel Catania, però non si vedono i numeri da qua su. Se non mi sbaglio è entrato il numero 4 Mirabella. Se mi senti Peppe confermami. Sto cercando di leggerlo pure io, sì. Mirabella sul numero 11. Sì, ok, fuori quindi il numero 11 Scarpello. Intanto errore al servizio per la Jolly. 12-19. Bonati riceve Remo, buona la combinazione con Pasquale Arena. Risponde subito la Jolly. 12-20. Remo al servizio. Riceve Bello. Liscio al centro, 21esimo punto della Jolly 5 fondi. Quindi ancora Fabio Remo al servizio. Basilico. Il monster block della Jolly 5 frondi con Arena più Di Pasquale. 12-22. Ha lasciato lo spazio, se non mi sbaglio era il numero 8 Speziale ad aver attaccato. Riceve Nuncibello. Attacco centrale vincente con il tocco del muro di Arena. Riceve Lopedrone per la Jolly 5 frondi. Guarda qui il primo tempo con Arena. 13-23. Ottima la combinazione con l'alzatore Fabio Remo. Servizio di Matteo Bonati. Nuncibello. Il pallone che torna nel campo della Jolly, Zerbonia, Remo e poi Di Pasquale. La copertura a fondo campo. Basilico recupera questo pallone, volley Catania. Forse era destinato out ma la prende Bonati. Petrone ottiene il money out. Bella azione tra le due squadre. 13-24. E abbiamo rivisto il replay. Matteo Bonati ha battuto per la Jolly la pipe vincente. Non tiene in gioco Zerbonia. 14-24. E ancora una volta la Jolly si fa sfuggire il set. Set point. Su Dionisio Di Pasquale questo servizio. Remo cerca e trova al centro Pasquale Arena per chiudere il secondo set. 14-25 al Palabramo di Catania. 2-0 per la Jolly 5 frondi.
Andiamo un po' di statistiche. Primo set 17-25, 28 minuti. Secondo set 14-25, 20 minuti di durata. Dicevo, il Palabramo, ex Palaspedini, ha ospitato per diversi anni la Serie A. Negli anni 80 giocava la Paoletti Catania ed un giocatore era l'ex mister della Jolly, ex mister Jolly, Cesare Pellegrino. Torniamo un pochettino negli studios. 5 punti Bonati. Abbiamo 5 punti di Bonati in questo set, 1 di Remo, 1 per Fabio Remo, 2 da Petrone, 2 di Massimiliano Lopetrone, poi Quattro Arena. 4 di 3, Pasquale Arena, 2 di Pasquale 2 di Dionisio Di e Pasquale 1 Melare. e 1 di Antonio Melara. 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 Bonati. 9 i punti di Matteo Bonati fino ad ora. Mentre vi ricordo, come sempre, potete scansionare il codice QR per seguirci sui social. E approfitto, faccio apparire questo tastino per ricordarvi anche di iscrivervi al canale YouTube, di attivare le notifiche e soprattutto per ringraziarvi perché abbiamo superato i 1000 iscritti, siamo a 1030. Fino a ieri eravamo a 1020, adesso 1030. Le squadre rientrano in campo. Se mi senti, Peppe, riesci a dirmi i numeri al volo di chi c'è in campo del Catania? 2, 9, 8, 12, 11, 1. Ok, perfetto, grazie Peppe. Prego. Quindi Ferracù, Basilicò, Speziale, San Filippo, Scarpello e Petrolito in campo per Catania. La regia affidata a Basilicò, quindi Verona siede in panchina. Jolly in campo con Zerbonia libero, Dionisio Di Pasquale, Matteo Bonati, Pasquale Arena, Antonio Melara, Fabio Remo e Massimiliano Lopetrone. Servizio Catania. Riceve Max Lopetrone, Remo il bugger rovesciato per Dionisio Di Pasquale, forte il suo colpo. Non tiene in gioco il numero 10, Spina, e l'altro libero. Così il pallone, quindi free ball. La Jolly la gioca da Dionisio Di Pasquale che tiene in mani out. 0-2. Subito break della Jolly 5 Frondi. Gioca il Catania. Ha messo a segno Ferracù. Questo mani out. 1-2. Riceve Matteo Bonati, costretto a ricorrere questo pallone. Fabio Remo, la palla spinta di Massimiliano Lopetrone. Non riesce a tenere in gioco il muro avversario. Quindi 3-1 per la Jolly 5 Frondi. E in
il pallone di Massimiliano Lopetrone. 4-1 per la Jolly. Si spostano i giocatori del Catania, ma pallone nettamente dentro. È il secondo ace della partita per la Jolly, 5 frondi, 1 dalla parte del Catania. Ancora Massimiliano Lopetrone. Mazzinicò va da Ferraccu. Zerbonia. Pallone che finisce sul tetto. 2-4. È un tetto un po' bassino quello della palestra del Volley Catania. Abbiamo visto e rivisto negli anni passati. Pallone su Dionisio Di Pasquale, alza questo pallone, è una doppia di Fabio Remo. Era arrivato un pallone teso nelle mani di Remo, ma non è riuscito ad ottenere il massimo nell'alzata. Quindi ancora Catania al servizio, si spostano Dionisio Di Pasquale e Matteo Bonati. C'era dietro pronto Michele Zerbonia, ma non se l'aspettava. Quindi pareggia subito il Catania. Ora riceve stavolta bene la Jolly, 5 frondi. Antonio Mallara. Possibile recuperare questo pallone per Michele Zerbonia. Ferraccu. Sì. Ottiene il quinto punto per la sua squadra, che porta in vantaggio. Jolly va da Matteo Bonati che insacca e fa subito pari. Eccolo qua, lo stiamo rivedendo nel replay. Pallone che si insacca. Riceve Catania dietro e il monster block colpisce Bonati, se non sbaglio. Sì, anche perché era nel muro 1 da solo. Quindi 5-6, passa in vantaggio la Jolly, 5 frondi. Adesso il servizio Antonio Malara. Gioca il Catania con il colpo al centro. Facile lettura per la Jolly, 5 frondi, colpo al centro anche nella Jolly. Così l'alzata, recupera però Lopetrone. Dionisio Di Pasquale rimanda di là, evita la... ma ha calpestato la linea. Sì, calpesta la linea. L'ha visto il secondo arbitro e non si è visto nel replay. Comunque l'abbiamo visto in diretta. Un po' di ritardo in questa chiamata. Comunque pareggia Volley Catania. Sono i fan di Dionisio Di Pasquale in chat, li salutiamo. Intanto rimbalza sulla rete questo servizio e Jolly che torna in vantaggio. Fabio Remo al servizio, riceve Nunci, bello, attacco centrale out di San Filippo. Attenzione perché l'arbitro segna un fallo a muro. Oddio, da qua non si vede, vabbè che siamo in linea con la rete. Segnato dal secondo arbitro. 7 pari. C'è Max Lopetrone, ma pallone che finisce out. 8-7, passa di nuovo in vantaggio Volley Catania. La prende Matteo Bonati. Si propone anche per l'attacco, pallone che rimbalza sulla rete e torna nel campo del Catania. La pipe tenuta in gioco da Pasquale Arena. Rimbolve, vediamo come la sfrutta Catania. Sfrutta da posto 2, ma c'è il monster block nella Jolly 5 frondi con Arena.
Non so se tocca Arena o Di Pasquale. Penso sia Pasquale Arena. Si prepara alla battuta Matteo Bonati. Non è ricevuto in bugger. Ottimo il primo tempo del numero 8 Speziale. Trova l'angolino giusto. Molto in avanti la Jolly 5 Frondi qui. Quindi passa in vantaggio Catania. Vediamo però sulla rete il servizio di Scarpello. Quindi di nuovo parità tra le due squadre. Pasquale Arena. Pallone che torna nel campo della Jolly, salta Antonio Melara se non mi sbaglio. Vediamo dal replay. No, ha saltato Sì, Lopetrone, ha saltato. Quindi che aveva recuperato un gran pallone ma non sfruttato dai compagni di squadra. Matteo Bonati riceve. Remo la alza verso Massimiliano Lopedrone. Il suo urlo per caricarsi. Rivediamo il gesto tecnico ottimo. Passa di nuovo in vantaggio la Jolly 5 Frondi. È il quarto punto per Max Lopetrone. Servizio di Dionisi Di Pasquale. Ferra Q mette a segno con un money out l'11° punto. Riceve ancora per la Jolly Matteo Bonati. Dionisio Di Pasquale ottiene il money out, nuovo vantaggio per i calabresi. Abbiamo rivisto anche il replay. Mi sono perso. Dionisio Di Pasquale così nella ricezione. Remo è costretto ad inginocchiarsi per l'alzata e quindi può approfittare Volley Catania, che però sbaglia tutto con Ferra Q che manda completamente out. E di nuovo il vantaggio a punto le due squadre. Nuovo vantaggio per la Jolly 5 Frondi di Mister Defina. Quindi Antonio Melara al servizio, pallone che torna nel campo della Jolly, riesce a sistemare tutto Basilico e ne approfitta il centrale. Lopetrone non è riuscito a tenere in gioco questo pallone. Servizio sempre lì. Dionisio calpesta Dionisio Di Pasquale. Si è visto.
Quindi di nuovo in vantaggio il Catania. Un servizio molto forte, lasciano sfilare i giocatori della Jolly 5 Frondi. 15-13, break per il Volley Catania. Chiama formazione intanto il capitano della Jolly con la maglia numero 7, Fabio Remo. Ha cambiato tante maglie quest'anno. Mentre c'è timeout chiesto da mister De Fina su questo +2 degli avversari. Servizio Catania, il gioco che riprende Dionisio Di Pasquale, l'attacco centrale, una doppia, sì, del centrale del Catania, 15-14. Cambieremo il servizio, il pallone è troppo corto. Torna avanti di 2 Catania, 16-14. Altro errore al servizio. Quindi a questo set. Traiettoria alquanto strana. Non è preso da Dionisio Di Pasquale. Schiaccia forte, ci mette un braccio San Filippo. Non sono riusciti a tenere in gioco il pallone i giocatori del Catania. (16-15) il punteggio. Attacco centrale, ma c'è il muro di Pasquale Arena. Parità tra le due squadre. Bello questo muro di Arena. Riprende il gioco con il servizio di Bonati. Il pallonetto. Aveva recuperato Zerbonia. Non è riuscito ad alzare però più di tanto il pallone. 17-16. Recupera Arena in Bagger, Max Lopetrone. C'è stato però un fallo del muro del Catania, quindi 17 pari. Mi dicono dalla regia Lopetrone top scorer di questo set con 5 punti. Catania gioca con il numero 12 Petrolito. C'è il fallo del muro della Jolly, quindi nuovo vantaggio per i catanesi, 18-17. Servizio spin su Lopetrone, Remo dietro da Dionisio Di Pasquale, monster block vincente del numero 8 Speziale.
Altro break per i padroni di casa. C'è dalla Jolly con Bonati, Remo dietro la Di Pasquale, il pallonetto d'esperienza. Eccolo qua. Ha scavalcato il muro avversario, ha fatto qualche passo in avanti, Spina, il libero. Pallone su Nuncibello. Schiacciata di Ferracu che si ferma sulla rete. Quindi pareggia subito la Jolly. E colma subito il gap che si era creato. Da fondo campo anche lui, Dionisio Di Pasquale. Ferracu. Zona di conflitto. Remo. E poi Max Lopetrone che trova le mani del muro avversario. Sì, si accusa il giocatore. Quindi passa in vantaggio la Jolly 5 Frondi, ne aveva bisogno. 19-20. Chiamato time out il mister del Volley Catania. Cambio di alzatore per Catania. Esce Basilico e rientra Verona. Riceve Nuncibello. Ferracu, il pallonetto vincente. Scavalcato anche lui il muro avversario. 20 pari. Catania che si era fermato nel primo set a 17, nel secondo set a 14. Adesso si è fatto un po' sotto. Stanno andando praticamente da tutto il set a punto le due squadre. Remo, pallonetto di Lopetrone, riesce a recuperare il Catania, tiene bene Zerbonia, Di Pasquale rimanda di là. L'alzata è buona per Ferracu, recupera poi ancora Verona. È un pallone così per Ferracu che non riesce a fare il miracolo. E quindi nuovo vantaggio per la Deeper pallavolo Jolly 5 Frondi, 20-21. Mi fanno notare 6 punti per Ferracu ed è l'uomo più cercato nel Volley Catania. Lopetrone al servizio, non forza. Rimanda di là il numero 6 Verona. E di nuovo parità tra le due squadre. Battuto Verona, Dionisio Di Pasquale ha ricevuto per la Jolly 5 Frondi. Poi ottimo il colpo di Matteo Bonati. 21-22. Ha toccato le mani del muro avversario. E il pallone poi finito in diagonale dentro al campo, non più recuperabile per i giocatori del Catania, che adesso sono sotto di 1. Ha battuto Belcastro per la Jolly. Non si trovano qui i giocatori del Catania. 21-23. E quindi ancora Belcastro pronto al servizio. Ma c'è il timeout chiesto da Volley Catania.
già il secondo chiamato da Catania. 19-20 il primo timeout chiamato, 21-23 il secondo, mentre uno solo, quello chiamato dalla Jolly Cinquefrondi, sul 13-15. Al contrario forse, 15-13. No, 13-15. Riceve Catania il monster block vincente 21-24. Vediamo se ha toccato Arena. No, non è Arena. No. L'altro. Bonati. Bonatti. E quindi 7 match point per la Jolly Cinquefrondi. Verona tocca il muro della Jolly Cinquefrondi. Annullato quindi il primo 22-24. Chiude così la Jolly Cinquefrondi con l'ottimo primo tempo di Pasquale Arena, 3-0 secco della Jolly Cinquefrondi in un match molto importante. Quindi primo set 17-25, secondo set 14-25, terzo ed ultimo set 22-25. Le squadre sono ai saluti. Per chiudere la pratica, la Jolly Cinquefrondi affronterà nuovamente venerdì al Palabonini Volley Catania, dove gli basterà un punto. No, adesso c'è la fissazione. Noi ringraziamo Peppe che ci ha permesso il collegamento dal Palabramo. Vai, ti lasciamo libero, Peppe. Grazie. Prego, tranquilli. Eccoci qua, ci colleghiamo negli studios. Copro, non copro. C'è Ciccio Bonini dietro. Vediamo. Allora, Facciamo un pochettino il punto della situazione. allora, a questo punto mancano 3 partite, giusto? Mancano 3 partite. La classifica come è messa? Andiamo a vedere la classifica, dai, un attimo. La vediamo live, la vediamo live. Sì, adesso Aspetta un devi attimo. mettere, quindi, devi mettere 3 punti alla Jolly, giusto? Ok. Quindi le partite giocate sono? Mancano 3 partite, sia al Catania che al Cinquefrondi, giusto? Sì, Ok. 19-19. Quindi il massimo dei punti raggiungibili. La Jolly in questo momento è a 26. 26, Quindi quindi 26 scavalcato Jolly, Partinico. 26 Jolly che già è avanti e quindi figurati, però deve ancora giocare altre, siamo alla questa è la 19esima, no, abbiamo detto che deve fare ancora 3 partite, 3, 6, 9 punti a disposizione. Quindi il Catania che oggi ha quanto? È rimasto a 12. 12, può arrivare massimo a 12 e 9, 21, giusto? Sì. Cinquefrondi deve stare staccato Di 3 o punti. più punti. 21, 22, 23, 24, a 24, ne ha già 26, Quindi mi sa che mi sa che già la pratica è salvo. chiusa. La pratica è chiusa perché ricordiamo il regolamento: retrocessione per decima, undicesima e dodicesima in caso di 3 o meno punti di distacco tra la di 2 punti di distacco Esatto. o 1 tra Tra la la nona nona e e la la decima. Si giocheranno i playout. Non è questo il caso, possiamo dire che la Jolly Cinquefrondi è salva. Forse, ancora non l'abbiamo studiato, ma insomma dovrebbe essere così.
quindi non ci resta che comunque augurarvi una buona serata. L'appuntamento passa venerdì al Palabonini 5 Frondi, dove comunque la Jolly continuerà a dire la sua in campo, di nuovo contro gli stessi avversari di oggi. Quindi vi aspettiamo venerdì in diretta dal Palabonini di 5 Frondi. La Jolly affronterà Volley Catania. Vi ringraziamo per averci seguiti anche quest'oggi e non ci resta che augurarvi ancora una buona serata. Ciao a tutti, alla prossima. Sì, sì,